Dopo 7 sconfitte una dietro l'altra, torna a fare risultato. Un punticino certamente servirà poco o nulla ai fini della classifica, ma è segno di vitalità di un gruppo che ha ritrovato quantomeno orgoglio e voglia di reagire alle avversità della stagione, che per la verità non sono mai mancate. L'Acragas pareggia 0-0 al Marulla di Cosenza. La squadra di Criaco ha resistito agli attacchi dei padroni di casa, grazie soprattutto all'ottima prova del portiere Alessandro Vono. L'espulsione del cosentino trovato sul finire del primo tempo e il campo ai limiti della praticabilità hanno reso la vita ancora più difficile ai rossoblù, che nonostante l'inferiorità numerica hanno provato fino all'ultimo a segnare il gol della vittoria senza però riuscirci. In sala stampa il commento dell'allenatore in seconda Leo Criaco. Oggi abbiamo raccolto un punto che veniamo da un percorso sicuramente che avevamo fatto bene le partite precedenti. Oggi ci siamo riusciti a raccogliere questo punto. È normale che dopo la sconfitta di Castellammare un po' il gruppo fondamentalmente non è cambiato niente, non è che a livello tecnico è cambiato qualcosa. Io alla fine sono il secondo di mister di Napoli, stiamo continuando il percorso. È normale che il gruppo dopo quella sconfitta ha reagito con orgoglio per onorare la maglia e il campionato. Diciamo che la settimana scorsa abbiamo fatto una partita simile, non raccogliendo punti. È normale che nella fase finale abbiamo avuto la possibilità pure di passare in vantaggio con Camarà, come ha detto lei. È da valutare che per esempio nel percorso di 3 settimane l'Acragas ha giocato più o meno sempre con gli stessi giocatori. Penso che il Cosenza ha avuto la fortuna già a fondo di cambiare tantissimi giocatori e quest'oggi di cambiarne altri. È un campionato, diciamo, che non è compromesso perché la matematica, diciamo, non dice questo. Però bisogna sempre ricordarsi che dietro una maglia c'è sempre una città e bisogna onorarla.